La Cimbali, nuova macchina per caffè espresso. Facile da usare. La Cimbali, un caffè, un cappuccio, buoni come al bar. La Cimbali, piccola che sta ovunque. La Cimbali, garanzia dell'esperienza. Le buone maniere. Grazie, grazie, grazie. Grazie. È poco. Allora, state attenti amici, perché questa volta vi parlo di una cosa che voi dite, cosa ci parla? Ve lo dico adesso. Vi parlo delle buone maniere. Per la serie Buone Maniere, vedo che fa... Per la serie Buone Maniere tratteremo in questa puntata l'educazione dei bambini. Perché se i bambini non li educhiamo bene, succede. Questa è una prima raffigurazione del lavoro minorile. Ecco cosa succede. Succedono delle cose tremende. I bambini devono essere educati, lo dice anche Donna Letizia. Donna Letizia, quando era bambina, che aveva 6 mesi, si cambiava i pannolini da sola. Diceva alla mamma, posso andare in bagno? Aveva, invece di fare ciao con la manina, Donna Letizia, aveva dei piccoli bigliettini da visita con scritto bambina Letizina. Ecco, bisogna andare avanti ed educare bene i bambini, perché il bambino si traumatizza, perché a casa gli dicono, dove te la insegnano l'educazione? A scuola? A scuola gli dicono, dove te la insegnano? A casa? E lui dove cacchio la impara questa educazione? Sul marciapiede. Sul marciapiede, che è molto genuina. È forse la più genuina, ma non basta. Perché vediamo che il bambino viene traumatizzato sempre. Perché il bambino mangia e la mamma, il massimo della mamma dopo mangiato è fargli fare un bel routine. Allora gli danno pa, finché lui fa e tutti, oh, ha fatto il routine. A 6 anni fa un rutto, lo riempiono di botte, lo disintegrano. Il bambino piccolo, catecato. Poi non so se avete mai pranzato con dei bambini. Se il bambino rovescia l'acqua a tavola, la mamma, pa, cosa rovesci l'acqua? Se l'ospite rovescia il vino, tutti, lo toccano, diventa frastornato. Ma scusate un po', l'avete mai vista la pubblicità che c'è sui bambini in televisione? Mi sembra di impazzire. Le mamme, sono 2 mamme che tengono i bambini e dicono, guarda che culetto rosso che c'ha, il tuo no. E vedi sto bambino col culetto tutto rosso. Come glielo fanno venire il culetto rosso? Appena non vede il regista, attacco la carta vetro, gli fa venire il culo come una bertuccia sto bambino. Ma Elsa sa un po' che bambini che... C'era una pubblicità che l'ho vista io, di un bambino che esce da un water, era la reclame di un antisetico, un disinfettante. Vedevi sto bambino meraviglioso che usciva da un water. E io mi sono immaginato sto bambino fra 20 anni. Andranno lì con la foto, guarda com'eri da piccolo, faccia di cesso. Perché sono cose tremente. E vengono sfruttati i bambini in circostanze incredibili. Lo Zecchino d'Oro, di cui io conosco un artefice, che non dico chi è. Lo Zecchino d'Oro, ho visto io una selezione di una trasmissione che c'era da rabbrividire. La mamma di Cinzia, una bambina di 5 anni con le treccine, bella, bellissima, che nelle guide gli faceva, vai Cinzia, vai che Donna Summer la distruggiamo, vai! È entrata Cinzia e si è messa a cantare, ma ve lo giuro non so, dammi una lametta che mi taglio le vene, dammi una lametta, roba da pazzo, le sfilate di moda. Adesso i bambini vanno in giro che sembrano dei Versace nani, cioè vedi, gambe così e delle spalle così imbottite da tutte le parti. Le sfilate di moda per bambini è una cosa che io ho visto che è raccapricciante. Il presentatore che fa, ecco Ginetto, che ci presenta un completino per merendina casual, con bavagliolo in marmotta e porta merendina di Louis Vuitton. E vedi Ginetto così, che ti guarda come dire, guarda cosa mi tocca fare per un vasetto di Nutella, perché sono già rovinato. Aia! È finito il tempo, fermi cari alunni, la massima di questa settimana che io traggo sempre dalla bocca della verità di Ugo
l'occhio di Costanzo ha dimagrito Rizzoli. Ciao a tutti e grazie. Ciao, mi raccomando. Ciao. Contro questo sporco grasso ci vuole un solvente. Tergi Tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare, perché contiene alcol. Tergi Tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare. Tergi Tutto. Per un'alimentazione equilibrata occorrono proteine, vitamine, lipidi, sali minerali, glucidi, calcio, il giusto apporto calorico. Tutto questo lo trovi nel latte, l'alimento più completo, più sano, più naturale. Bevine di più. Il latte è una risorsa di salute, di energia, di bellezza. Tanto latte per vivere meglio.